cortesia perché è una tutta. Andiamo a scavalcare e facciamo un palletto. Attenzione sulle palle piazzate, palle dell'opposto, un po' sempre qui a Montebelluna. Con Joshua Pascon, capitano del Volley Treviso, al termine della vittoria nel campionato regionale Under 17, un commento a caldo su questa vittoria per 3-0 contro il San Donato. Vabbè, ci siamo preparati molto per questa partita, abbiamo lavorato molto duramente durante l'anno, ci siamo ovviamente anche divertiti e abbiamo giocato come sappiamo giocare noi e alla fine è il risultato che abbiamo vinto. Qual è stata la chiave di volta del match? I primi 2 set avete dovuto faticare un po' di più, nel terzo proprio San Donato è crollata di fronte alla vostra superiorità. Nel terzo diciamo che siamo stati più duri fino alla fine e loro invece, penso, mia considerazione, che abbiano mollato.
muoveva, siete diversi perché puoi tenere dove vuoi. Ti la fai toccare la palla, non che tiri fuori così a sparacchiare. Ci pensa Diana Cosareva effettuare il 15° punto in campo. Trova l'ace. E c'è il muro. Primo tempo, punto di Sara Ceolina. Termina out questo lungo linea. Siamo qui col capitano del Burul Volley Bassano, Diana Cosareva, dopo il successo nel campionato regionale Under 18. Intanto un commento sulla partita. È stata difficilissima perché ogni volta andavate avanti, c'era sempre un recupero. Il primo set ovviamente non eravamo tese, eravamo molto emozionate, quindi ci siamo fatti un attimo prendere dal panico e purtroppo l'abbiamo perso, ma dopo qualche momento sì e qualche momento no, però ce l'abbiamo fatta. Infatti sono molto contenta, siamo soddisfatte di andare anche prima come alle finali nazionali. I sacrifici vengono sempre ripagati e i frutti vengono sempre raccolti. Complimenti. Grazie. Vincitrice dell'Under 17 maschile regionale 2016, Volley Treviso!